una comunità in cui arrivano molti giovani oppure ultimamente anche gli anziani? Allora, ci sono le due tendenze. Negli anni, diciamo, dal 2006-2007, inizio crisi spagnola, in Italia non c'era tanta crisi come avvenne, mentre la Spagna era già in crisi, l'arrivo dei giovani fu massivo, un po' legato al clima politico di allora. Basta ricordare il zapaterismo, insomma, in Italia il Zapatero è diventato molto famoso con le sue leggi, con le sue aperture, eccetera, e quindi era diventato un paese che per i giovani dava speranza di un futuro. Poi purtroppo è arrivata la crisi, è cambiato il vento e quei giovani, molti di quei giovani che vennero allora non rimasero, non trovarono lavoro. La Spagna ha avuto la tassa di disoccupazione che è arrivata nelle fasce giovanili fino ai 29 anni oltre il 55%, e quindi figuriamoci se era difficile trovare un lavoro per uno spagnolo, figuriamoci per uno straniero, non solo italiano, naturalmente anche altri europei seguirono, diciamo, quell'ondata. Negli anni verso il 2000-2011 la Spagna cominciò a uscire dalla crisi, ci fu un'altra ondata, ma un'ondata diversa, cioè di arrivi, che era legata a famiglie. È una cosa curiosa, però negli ultimi 5 anni non vengono più solamente, o rimangono in Spagna gli studenti Erasmus o persone che per scelta, come ho fatto io molti anni fa, ho scelto questo paese per scelta, non sono venuto per necessità. Io non lavoro in Italia, lavoravo benissimo, però scoprì la Spagna, era un paese tutto da fare, tutto da costruire, e mi piacque investire in questo paese la mia vita. Però incominciano ad arrivare persone di alta qualificazione, ma anche accompagnati da famiglie, quindi famiglie complete. E negli ultimi anni questa tendenza è aumentata. Io da quando sono presidente del Comites, la maggior parte dei mail che ricevo settimanalmente sono di madri di famiglia che mi scrivono preoccupate perché si trasferiscono in Spagna con il loro marito e con i figli e si preoccupano per la scolarizzazione di questi bambini. Figli piccoli, 6 anni, 7 anni, 5 anni, cioè sono coppie giovani. E questo tipo di famiglie sono persone che sono piccoli imprenditori, la maggior parte, che in Italia avevano una pizzeria, un ristorante, un qualsiasi tipo di lavoro artigiano, che in Italia per differenti ragioni hanno dovuto chiudere e che vengono in Spagna. Per quale ragione? Perché c'è un buon clima e si vive bene, le tasse sono inferiori, soprattutto il discorso tasse è importante. La Spagna in questo momento è uno dei paesi che ha una tassazione inferiore rispetto alla media europea sulle attività diciamo di carattere imprenditoriale, e quindi questo rispetto all'Italia poi sono molto differenti, molto più basse. E io ricordo che negli anni, diciamo, dal 2007 al 2010-2011 o anche prima arrivavano studenti, laureati, appena laureati, persone che cercavano una sistemazione al loro futuro avendo terminato gli studi. Adesso invece no, arrivano professionisti o imprenditori che hanno già un'esperienza, quindi sui 35-40 anni, che cercano di ricominciare. Aiuta appunto la facilità dell'apprendimento dello spagnolo rispetto all'italiano o rispetto a un tedesco o un inglese. Lo spagnolo è una lingua che per noi italiani è facile da imparare, anche se poi pensiamo che sia più facile di quello che è, però diciamo per il suono, molte parole sono simili, è più facile da imparare e ci vuole meno tempo, e soprattutto la comunicazione all'inizio, quando uno arriva, non è difficile. Gli spagnoli sono molto gentili con gli italiani, ci vogliono bene, ci trattano bene, ci aiutano, è un popolo molto accogliente in tutta la Spagna, da Bilbao a Tenerife, è un carattere molto aperto, e quindi noi italiani, diciamo che tra gli europei siamo molto ben considerati e amati, e quindi troviamo facilmente accoglienza. C'è un altro tipo di immigrazione che sta aumentando negli ultimi 4 anni, 5 anni, che è quella dei
pensionati, quindi, che però diciamo, sono pensionati in Italia, quindi persone che hanno dai 58-60 anni in su, che cercano un clima migliore, che all'inizio sperimentano magari alcuni mesi, fanno delle prove, provano iniziano magari dalle Canarie, poi si scoprono che le Canarie non è così tuttora quello che luccica, cercano altre vanno in Portogallo per esempio, poi tornano in Spagna, però sempre diciamo in zone climatiche che dal punto di vista climatico sono favorevoli, dove i prezzi sono più bassi e godendo, soprattutto i pensionati INPS, godendo del lordo della pensione, una volta trasferito all'estero e pagato all'estero, godendo della pensione, risparmiano le tasse che in Italia sono più alte rispetto a quelle che la Spagna applica sullo stesso potere d'acquisto, sullo stesso, diciamo, la stessa pensione, che sono molto inferiori, però la Spagna ai pensionati che vengono qua le tasse le fa pagare per dargli i servizi, perché se no non potresti neanche presentarsi da un medico per chiedere una ricetta di una medicina, insomma. Per domande. Per quanto riguarda i più giovani, le famiglie, se non solo giovanissimi, ma insomma anche le famiglie, il fatto che arrivino persone con una professionalità già avviata facilita l'inserimento occupazionale? Allora, queste famiglie in genere che arrivano vengono diciamo con gli ultimi risparmi o la liquidazione delle loro attività in Italia, cercano di trovare di reinvestirli qua, fanno un periodo di studio della piazza che gli interessa e cercano di farsi una vita, di ricominciare come ho detto prima, non vengono diciamo all'avventura, vengono con un orizzonte di un anno, ci fanno una prova, però vengono dotati di un potere d'acquisto, cioè di fondi, perché hanno l'esperienza, essendo piccoli imprenditori, che sanno che non vengono a cercare un lavoro da impiegato, per capirci. Sì. Quelle che sono le famiglie. Chi viene ancora da solo, uomini o donne, poi parliamo delle donne perché è importante, c'è un trend anche sulla Spagna per le donne da analizzare, che vengono da soli, quindi senza una famiglia a carico, piuttosto cercano un impiego, soprattutto all'inizio, anche di basso stipendio, per ambientarsi, cioè vengono con meno soldi, con pochi mesi di autonomia e quindi immediatamente si mettono a cercare un lavoro, ma lì la Spagna li mette abbastanza a paletti, cioè non è facile inserirsi nel mondo lavorativo perché la burocrazia per ottenere la residenza, ottenere tutti i documenti eccetera in regola diciamo, li obbliga a vari mesi di attesa e quindi in quei mesi o hai i fondi sufficienti per sostenerti o hai problemi. Questi sono i giovani diciamo sotto i 35 anni che vengono da soli alla ricerca, non sono più tanto laureati o persone che hanno fatto dei grandi studi, ma sono persone che hanno una cultura media, magari non si sono laureati in Italia e vengono qua e si accontentano anche di posti di lavoro che non sono di alto livello. Per quanto riguarda gli anziani, le avance del presidente dell'INPS Boeri sulle pensioni di coloro che poi vanno a vivere all'estero hanno creato delle preoccupazioni? Il discorso delle pensioni dal mio punto di vista è personale. Se una persona ha lavorato e ha pagato i contributi per 40 anni, ha diritto a una pensione, ha diritto anche di spenderla dove vuole, come vuole. È chiaro che il problema non è del pensionato, ma è dello Stato che non fa nulla per trattenere quel pensionato dandogli delle agevolazioni nel suo ambito di vita, dove ha vissuto tutta la vita, per non scappare, per non andare via. Detto in altre parole, se un pensionato viene in Spagna, cioè un pensionato medio, non pensiamo ai pensionati ricchi, pensiamo ai pensionati normali, quelli che diciamo hanno pensioni tra i 1.500 e i 2.000 euro, che in Italia gli portano via il 30, 40, 50% secondo i casi, secondo i beni che hanno. Se vanno all'estero prendono il lordo, se lo spendono come pagano le tasse chiaramente nel paese
dove vanno a risiedere per avere i servizi, perché sono potrebbero fare i turisti tutta la vita. Ma il problema, io ho detto a molti pensionati che mi hanno parlato, dicono scusate, guardate che i costi della vita di Tenerife sono uguali a forse in molte parti del sud Italia. Cioè, quello che è importante è che uno Stato, secondo me, dovrebbe proteggere queste categorie dando delle agevolazioni per evitare che vadano via, perché per la fine dei conti quella pensione, se spesa in Italia, poi produce il reddito e produce lavoro. E quindi esportare poi un pensionato che ha 60-70 anni, non è che, secondo me, a parte i primi anni che sta bene e che gli piace godersi il sole, però poi arrivano anche i problemi dell'età, e stare lontano 3.000 km dai subtropicali, dai figli, eccetera, non è facile. Quindi, secondo me, ci dovrebbe essere non solo un piano di rientro dei cervelli, ma ci dovrebbe essere anche un piano d'aiuto per far tornare quei pensionati che dopo alcuni anni di vita felice all'estero vogliono rientrare, però chiaramente con delle agevolazioni per poter concludere la loro vita dignitosamente. Come riesce lei in Spagna a portare avanti con tante iniziative il Comites e tra l'altro anche farne compartecipi anche altre città, le comunità di in altre città, a differenza di tanti altri Comites che si lamentano perché non riescono con il contributo dello Stato ad andare avanti e a promuovere iniziative? Allora, come ho detto prima, io non sono un presidente di Comites di prima candidatura, cioè come ho fatto certo. E quindi in quei 10 anni precedenti ero consigliere esecutivo, vedevo i bilanci, vedevo le difficoltà per gestire i pochi fondi che lo Stato ci dava, che allora però erano molto superiori. Per esempio Madrid, che è il caso che conosco, è passato praticamente, noi riceviamo attualmente un terzo di quello che ricevevamo negli anni 2005, 2006 e 2007, e quindi abbiamo le stesse spese, quindi per poter coprire questi deficit di bilancio dobbiamo inventarci attività per pagare quei costi che il Ministero con il finanziamento non ammette come rimborsabili, e tra i costi che il Ministero e la legge, purtroppo, e le normative non ammettono come rimborsabili sono tutte quelle attività che noi facciamo. Cioè, per poter chiudere una convenzione con un'azienda ci sono c'è tanto lavoro, ci sono trattative, ci sono riunioni, ci sono questioni legali, ci sono 1000 rivoli che praticamente, diciamo, vengono pagati dal lavoro e dalle ore di lavoro dei consiglieri e non c'è nessun tipo di rimborso su questo tempo dedicato. I quelli che si lamentano, a mia opinione, è perché hanno il concetto che lo Stato deve pagare tutte le attività realizzate dal Comites, ma è un concetto di 20 anni fa, 30 anni fa. Oggi ci sono, perlomeno qui a Madrid abbiamo cercato di aprire una strada e far vedere anche ad altri Comites come si può fare per dare servizi senza utilizzare i soldi pubblici, utilizzando le armi e i sistemi e diciamo, le attività che esistono sul territorio delle aziende locali. Qual è l'intuizione? Se si può chiamare intuizione. Noi in Spagna siamo 200.000 italiani, più o meno si terrà su 160.000, 200.000 siamo diciamo, il plafond normale, ci sono altri 20-30.000 che vanno e vengono, che non sono residenti fissi, ma vanno e vengono. Quindi diciamo è un mercato. 200.000, parliamo di 200.000 italiani, anche se diffusi su uno Stato, forse sono in Italia la quarta o la quinta città in numero di abitanti. Allora, un'azienda che accede a un mercato potenziale di 200 abitanti, a questo mercato, ha interesse a interattuare con chi ha i contatti con questi potenziali clienti, chiamiamoli così. E lì è stata l'intuizione, cioè abbiamo pensato, vabbè, la nostra forza qual è? Siamo un gruppo, siamo identificabili,
abbiamo un'identità, siamo consumatori, andiamo dalle aziende che possono offrire servizi a valore aggiunto a miglior prezzo e ci offriamo noi Comites, ci offriamo come intermediari, tra virgolette, per mettere in contatto questa comunità col prestatore dei servizi. Chiaramente non di tutti i servizi, cioè noi non facciamo accordi con pizzerie o con ristoranti spagnoli, ma facciamo accordi con aziende o professionisti che la loro prestazione, il loro servizio è un servizio ad alto valore aggiunto per la nostra comunità. Certo. Noi abbiamo, come saprai, abbiamo firmato un accordo con commercialisti, per esempio, cioè chi arriva in un paese e non conosce le leggi e vuole mettere su un'impresa ha bisogno di un commercialista di fiducia. Chiaro che se il comite dice guarda vai da quel signore lì che noi l'abbiamo verificato, è una persona seria eccetera, e ti fa per di più, ti fa anche uno sconto se ti fai vedere che sei italiano, la persona, il cliente va più tranquillo. Poi è chiaro che noi, se quella persona che va lì e non è trattato come dovuto, immediatamente lo sappiamo, interveniamo e risolviamo il problema. La stessa cosa abbiamo fatto con, per esempio, la clinica Coro di Madrid per gli interventi alla vista. Ci sono tante persone che hanno problemi alla vista e che hanno difficoltà appena arrivati o da poco tempo, anche perché non parlano bene lo spagnolo, ad avere un contatto con un medico locale. La clinica Coro ha un interprete, oppure il caso dell'accordo con uno specialista italiano che è primario in un ospedale spagnolo, è uno di quelli che come me arrivarono molti anni fa con una preparazione degli studi e ha fatto carriera, adesso è primario di un ospedale universitario vicino a Madrid, specialista in gastroenterologia, tra l'altro è un professionista, un luminario conosciuto in tutto il mondo per la sua specialità. Accordi con gli ottici spagnoli, e che abbiamo 300 ottici spagnoli che hanno sulla loro vetrina un adesivo che dice qui ci sono sconti speciali per te in italiano con la bandiera italiana. Già questo fatto è un fatto importante, cioè è un sostegno alla comunità. È un sostegno, è Comites, chiaramente ce la fa la Comites, cioè è un servizio che noi stiamo dando, noi non guadagniamo niente, cioè il Comites non riceve nessun tipo di ritorno da questi servizi da parte dei nostri convenzionati, perché è lì la chiave, non vogliamo soldi, vogliamo che tutto quello che possono fare venga dato ai nostri connazionali, non vogliamo fare convenzioni con tutti, vediamo le necessità che ci vengono dal fatto che monitoriamo costantemente attraverso Facebook, per esempio, i sociali o gli stessi scritti che ci mandano via email alla nostra casella postale, vediamo le necessità e allora cerchiamo chi le può coprire al miglior prezzo e nelle migliori condizioni. Io ho ereditato, la nostra gestione, il nostro consiglio ha ereditato una bellissima sede presso il consolato di Madrid, che fu aperta 20 anni fa, 25 anni fa, con una bella sala riunioni, con una bella sala per convegni, eccetera, eccetera. Noi paghiamo l'affitto al demanio statale, non è che l'abbiamo gratis, è però a un prezzo politico, diciamo che paghiamo sicuramente meno di affitto che pagano altri comites che non hanno la facilità da parte delle ambasciate locali, perché non hanno locali, di dargli questa ospitalità. Però per noi organizzare un evento, chiaramente noi, non so se l'abbiamo detto ma te lo dico, la circoscrizione consolare di Madrid va da Bilbao, Santander, per chi conosce la Spagna, il nord, la Galizia, fino alle Isole Canarie. Cioè i nostri italiani che noi che rappresentiamo sono distribuiti in 2000 km, 2500 km, diciamo, è come se noi fossimo a Roma e avessimo i nostri, diciamo, elettori vanno da Trento fino a Lampedusa. Tieni conto qual è la difficoltà di capire le necessità dell'italiano che vive a Trento, vedi Bilbao, o dell'italiano che vive a Tenerife, vedi Lampedusa o un'altra isola del sud dell'Italia. Che senso ha spendere il 30, il 40, il 50% del bilancio
Maeci che ci danno tutto l'anno per pagare una sede e i servizi associati, perché poi sono le assicurazioni, i telefoni, i sistemi di sicurezza, ci sono mille cose che quando sei dentro un locale tipo ambasciato o consolato ci sono dei costi aggiunti dovuti alla sicurezza che poi devi pagare condominialmente, no? A livello del condominio. Che senso ha se dei 100.000 italiani che noi della parte della nostra circoscrizione solamente 15.000 vivono a 15 km di distanza da questa sede? Non ha nessun senso, perché stiamo... E poi tra l'altro quindi noi, la nostra politica, la nostra tentativa è quello di andare fuori, cioè quei pochi soldi che abbiamo, spenderli per andare a trovare noi gli italiani, non che gli italiani vengono a trovare noi a Madrid, già devono venire per fare alcuni documenti che non possono fare a livello locale, che questo è un altro discorso, se voi lo affrontiamo noi. Sì. Rispetto dei soldi importanti per rinnovare passaporti, eccetera. Ma sembra che le ultime notizie vadano per la buona strada per migliorare anche questo. Preferisco investire i pochi soldi che ho in altri sistemi di informazione per raggiungere il massimo numero possibile di connazionali che pagare un affitto, luce, telefono e riscaldamento di una sede che usa una minoranza dei nostri connazionali. Qual è la contropartita? Che lo Stato, se io quei soldi li spendo per fare altre attività, non me li ammette come rimborso. Cioè non mi ammette la spesa dentro del capitolo di spesa, il famoso capitolo 3103 del MAECI. Quindi devo affrontare quelle spese con proventi locali. Chiaro. È un controsenso. È un controsenso, ma purtroppo è così. Stava accennando al fatto che c'è una peculiarità sulle donne che arrivano in Spagna. Questa è una cosa bellissima e interessante. Allora, la Spagna fino agli anni 2010 era meta di uomini italiani. Le donne che venivano in Spagna erano da sole, studentesse o anche non studentesse, già con una professione, da sole erano pochissime. Le donne che venivano in Spagna venivano a seguito di uno spagnolo conosciuto in Inghilterra, in Germania, quindi sposato lì, e poi la donna segue l'uomo, e se l'uomo spagnolo voleva tornare in Spagna, la donna veniva in Spagna e diventava un italiano in Spagna, ma non per scelta, per seguire la propria coppia, il proprio marito, il proprio fidanzato, il proprio... Invece dal 2010-2011, circa 5 anni fa, la tendenza è cambiata. Infatti fino a quell'anno la proporzione tra uomini e donne era il 55-58% uomini e il 42-43% donne, storicamente, diciamo dagli anni 60-70. Bisogna tenere in conto che moltissime italiane che erano in quel periodo in Spagna erano italiane nate in Svizzera o emigrati in Svizzera in tenera età, sposate con spagnoli emigrati o figli spagnoli emigrati in Svizzera e in Germania, e che rientravano con 40 anni, 50 anni di età e tornavano in Spagna perché l'uomo tornava in Spagna e si portava l'italiano. Quindi io tutte le italiane che conobbi all'inizio della mia carriera di consigliere erano donne dell'Italia sposate con spagnoli di una mezza età, diciamo tra i 40 e i 50 anni, tornate dietro, però dall'Europa, non venivano dall'Italia, oppure erano donne venute dal centro e Sud America per le crisi varie economiche con i loro mariti, dall'Argentina, eccetera. Mentre invece dal 2010 cambia tutto, cioè smettono di arrivare queste, continuano ad arrivare ma sempre in numero minore, e comincia ad arrivare donne dall'Italia, laureate, non al seguito di nessun uomo né italiano né spagnolo, ma da sole. È fatto bellissimo, perché poi nel nostro comitazione abbiamo due consiglieri che sono esempio di questo tipo di esperienza, persone che hanno 32, 33 anni, ma quando arrivarono avevano 24, quindi appena laureate, che facevano la scelta come la facevamo noi, l'abbiamo fatta noi 10-15 anni prima. Vabbè, l'Italia non mi dà un'opportunità, vado via, molto bello. La Spagna è meta di molti stage Erasmus. Sì. Ecco, voi avete più o meno il polso della situazione riguardo a quanti Erasmus in questi anni sono poi tornati in Spagna
o si sono fermati in Spagna per vivere, insomma, per... No, purtroppo non ho il dato statistico esatto, perché l'associazione statistica spagnola solamente dà dati su chi prende la residenza in qualche comune. Ovviamente gli studenti Erasmus non prendono la residenza, No, quindi non sono diciamo, seguiti dagli istituti. Io posso dire solamente quello che sono le mie sensazioni, perché mi muovo nel mondo dei giovani, ho conosciuto tanti studenti Erasmus e li abbiamo in varie occasioni anche incontrati per capire le necessità, eccetera. La Spagna è uno dei paesi, insieme all'Italia, è uno dei paesi che più riceve studenti Erasmus italiani storicamente. Sino agli anni diciamo 2010 molti studenti Erasmus, ripeto, nel periodo del zapaterismo, quindi è importante inquadrare il periodo. Sì. Quando c'era il governo socialista molti finivano di studiare e rimanevano qua, perché c'era un vento diciamo, di novità, di crescita, la crisi ancora si negava, eccetera. Quando è cambiato, quando avete scoppiato la crisi, non essendoci finiti di studiare e non trovare lavoro, finivano i soldi e tornavano a casa. Molti di questi studenti purtroppo contro la loro volontà sarebbero potuti rimanere, ma sono dovuti tornare o in Italia oppure sono andati in altri paesi europei, sono andati a cercare lavoro, fare fortuna in Germania e in Inghilterra. Io credo che moltissimi studenti Erasmus che hanno studiato qui in Spagna poi sono andati a Londra o in Germania, o forse anche in Svizzera, se non sono tornati in Italia. E in questo momento gli studenti Erasmus sono in calo negli ultimi anni, perché chiaramente fare lo studente all'estero ha un costo. Quello che ti danno, il contributo che ti danno l'università non copre tutti i costi sono lievitati per gli studenti in Spagna in maniera importante. La mia sensazione è che sono in calo, sia gli studenti che arrivano sia quelli che vengono, studiano e poi non rimangono, sono in calo. Ecco, Sono notati statistici perché nessuno, sì, ci sono statistici di quelli che gli scambi che sì. sono sui 20.000 all'anno che vengono a studiare in Spagna, però quanti ne rimangono sinceramente non. Voi siete l'unico sostanzialmente Comites attivo in questo momento, essendoci a Barcellona il problema di una mancata presidenza, insomma, fattore a cui si rimedierà entro breve tempo con le nuove elezioni. Ecco. Questo fatto di essere l'unico Comites ha portato dei disguidi, e come avete vissuto il Comites di Madrid questo problema, insomma questa divisione che c'era all'interno del Comites di Barcellona? Allora, torno alla mia esperienza precedente di consigliere Comites. Un Comites si basa sulla capacità del Presidente di crearsi una maggioranza che lo sostiene durante il suo mandato. Se un Comites, come purtroppo è successo a Barcellona, le due liste che si presentano pareggiano e non trovano un accordo per eleggere un Presidente, quel Comites non vivrà mai, non partirà mai, ma anche se fosse partito si sarebbe fermato, cioè si fossero messi d'accordo, secondo me, per eleggere uno dei due capilista come Presidente, anche con accordi di turno, a metà mandato, di darsi il cambio, eccetera, non sarebbe andato avanti, perché la mia esperienza mi dice che se il Presidente non ha una forte maggioranza dentro del Consiglio, il Comite diventa ingovernabile. Quando ci fu il risultato del pareggio, io immediatamente pronosticai lo stallo di Barcellona, dovuto all'esperienza che io avevo fatto precedentemente. Speravo di no, sinceramente, per loro, perché per loro e per gli italiani che vivono a Barcellona, che vivono a Valenza, che vivono a Murcia, che vivono a Saragossa, che vivono insomma nell'area della circoscrizione di Barcellona, perché
un Comite, anche se fa poco, però sempre qualcosa fa, ed è un punto di riferimento, per quello esiste questa legge, per quello che esiste questo ente, è un punto di riferimento per coloro i quali hanno necessità di un aiuto, l'ultima risorsa, diciamo così, e noi il nostro lavoro è quello di aiutare, se sappiamo, se ci interpellano, trovare il sistema, soprattutto in collaborazione con le istituzioni, trovare una soluzione, qualunque sia la necessità, che non trova soluzione con i canali normali. È chiaro che questa situazione di stallo, che non ha permesso in 2 anni di eleggere un presidente, ha impedito a quella comunità di avere un punto di riferimento, e molti di loro che non trovavano risposta si sono rivolti a noi. E noi, nei nostri limiti, con le limitazioni che il fatto che non possiamo uscire dalla nostra circoscrizione occupandoci dei problemi degli altri, l'abbiamo fatto lo stesso. Noi abbiamo scritto da Valencia, abbiamo scritto da Murcia, abbiamo scritto da varie parti di quella circoscrizione con problemi legati a documenti, a ritardi, 1000 cose, e siamo intervenuti non attraverso Barcellona, ma attraverso gli organi consolari di Madrid, segnalando che per canali interni poi hanno cercato di... siamo stati molto, come posso dirti, attenti a non uscire dalla nostra area. Però è chiaro che se un italiano ha necessità e vive con la mia circoscrizione, io non posso guardare dall'altra parte, devo trovare un sistema, e noi, attraverso, grazie alla collaborazione, devo dire, efficientissima e puntualissima della Cancelleria Consolare di Madrid, quei casi che ci sono arrivati noi li abbiamo vincolati attraverso il loro e hanno avuto soluzione. Lei mi sta dicendo che insomma c'è una grande collaborazione con l'ambasciata, con la cancelleria e con il consolato in Spagna? A Madrid sì, la mia esperienza è molto positiva. I funzionari e l'attuale ambasciatore Stefano Sarmino sono persone molto, molto vicine alla comunità. Sono persone che in tempo reale a qualsiasi sollecitazione che arriva da noi come Comites, chiaro su problemi reali, non certamente per chiedere favori, ma semplicemente per quando noi segnaliamo delle inefficienze. Purtroppo lo Stato italiano è inefficiente in molte parti, molte delle quali non sono legate alle persone, ma sono legate ai mezzi disponibili, che sono sempre sottodimensionati rispetto alle esigenze. Posso solo dire che Madrid ha quadruplicato, la Spagna ha quadruplicato la popolazione italiana, e gli uffici consolari sia di Barcellona che di Madrid, come l'ambasciata, sono stati dimezzati come numero di persone impiegate, quindi negli ultimi anni, con la spesa eccetera. Quindi è normale che, pur ammettendo che ci sono le nuove tecnologie, che si sta cercando di fare il meglio con meno, però sempre qualche problema c'è, perché c'è molto rispetto. Cioè ognuno rispetta il lavoro dell'altro e rispetta anche i problemi dell'altro. Quindi nella collaborazione, nel mutuo rispetto, si ottengono moltissime cose, non c'è bisogno di attaccare, perché l'interlocutore, funzionario di turno, capocancelliere, ambasciatore, console generale, console onorario, sono persone umane come noi, cioè sono persone che lavorano e che cercano di dare il meglio. È chiaro che hanno a disposizione dei mezzi limitati, come ce l'ha il Comites. Certo. È chiaro che, vi faccio una piccola parentesi, noi Comites lo facciamo gratis, loro sono pagati, la differenza è che loro hanno uno stipendio e quindi devono dare un servizio, però mentre invece noi lo facciamo proprio la solidarietà. Però devo dire, e qui lo ripeto, la collaborazione è massima, l'attenzione è massima, la risposta è immediata sui problemi reali e sulle inefficienze che purtroppo a noi vengono segnalate e che dobbiamo immediatamente